Vamos a porque como we were putting out a big fire. Hello friends, I've just arrived and I don't know what else just happened. Explain to me please. Oh yes, of course. So yesterday at about 4 and 5 o'clock we were in Sivili countryside because... Ma che c'ho così? Ma io non devo prendere un resto di sei narendo. Non è pazienza, però da uscita sei narendo. Ci scusi signor Luigi, è che noi piace parlare in inglese qui in sede e comunque vogliamo tenerci anche un po' alle... Sì, ma io non ti comprendo nulla. A tragedia uno non ti comprende nulla di questa questione. Allora, perché fuori non sarà. Andà bene, allora le spiego. Comunque, questa notte stavamo spegnendo un incendio e comunque siamo stati molto soddisfatti di aver domato le fiamme, però d'altra parte abbiamo avuto un bel po' di paura, perché mentre stavamo bonificando un nostro collega è caduto su queste pietre e si è fatto del male e comunque a causa del forte vento e del fuoco comunque abbastanza forte, l'abbiamo caricato sulla nostra macchina, l'abbiamo portato nello stradone, abbiamo fatto il rendezvous con l'ambulanza che poi l'ha portato nel pronto soccorso. Everybody, our mate's fine. È torrauso con gusto inglese, ma non si ne comprende nulla. No, dai. Scusi se ha ragione, caso tu che hai fatto in questa maniera, no. Comunque il suo collega sta bene, grazie a Dio se mi sei in colpo, tutto a posto. Ma è come? Meno 16. E anche bianchi sapevo. Ciao. Ciao! Guardate, chi è questo? ci hanno lasciato questo souvenir in ricordo di questa nottata. Che bel ricordo. Che nome le hai messo? Pipizzini. Pipizzini? C'è la belliceria. Ecco.